Canal, cosa stai facendo? Sto numerando le bottiglie. Perché? Perché oggi è il giorno in cui consegnerò il prosecco per le tombole della quarantena. Mi trovo in piazza Ferretto, ho passato già le mani ripetutamente con la mucchina. Sono qui orgogliosamente felice di consegnare il prosecco alla mia amica Pamela. Sei contenta? Certo, felicissima. So che è un pensiero. Certo. L'ho già visto. Che durante la quarantena mi sono esercitata. Ho detto le mani con la mucchina. L'avevo già igienizzata. Dillo. Ho fatto anche una dedica. Cola al canale with love. Perché non love? Anche loro. A Pamela non posso dare un bacino, ma posso dare molto di più. Spritz. Pago io qua, viva cin. Con molta calma, perché a volte rischio veramente di perdere la pazienza con qualche persona. Se vado al bar a bere lo spritz, significa che la mascherina la tolgo, perché sennò il liquido non entra, non posso bere, ok? Allora, quando ho fatto le stories con la mia follower, stavamo bevendo lo spritz. Cosa faccio? L'ipocrita che mette la mascherina per fare la storia, o racconto la verità? Ovvero che in quel momento non ce l'ho perché la legge me lo permette a dovuta distanza. Quindi, per piacere, pensateci a... Un'altra cosa terribile di questa tragedia è che mi fanno anche passare la voglia di bere uno spritz. Mi preparo. Lucia, la fortunatissima, è già qua. Mi posso avvicinare solo se faccio questo. Ok, perfetto. Complimenti! Grazie. Hai fatto tombola. Mi conviene portare il vino in giro perché ho ricevuto un altro regalo, ma guarda che bello, grazie. Caramelle sotto le caramelle, un puzzle da fare. Grazie, perfetto, io amo. Però ne manca uno, So già come fare. Lontano, lontano nel mondo. E adesso consegno l'ultima bottiglia a Fiume Veneto. Ma Canal, Fiume Veneto non è in Veneto, è in Friuli Venezia Giulia. E allora? Guarda che non puoi uscire dalla regione. Tasi. Il confine tra le due regioni mi divide da Serena, la fortunata follower. Complimenti. Canal, ti ho portato un pensierino. Ma come ti è venuto in mente? È lungo 1 metro, così riusciamo a fare il selfie mantenendo le distanze di sicurezza. No, vabbè, ma questa è un'idea geniale. Cioè tu sei là così, praticamente, e questo è 1 metro, e possiamo togliere la mascherina allora. Foto?